Incontriamoci, ma basta parole, i veneti vogliono i fatti. Il governatore Zaia manda un messaggio al neo ministro per gli affari regionali, muro poi sull'ipotesi di seguire l'autonomia sul modello emiliano con meno materie. E secondo l'economista Carlo Cottarelli oggi a Treviso sarà necessario un compromesso tra le parti se si vorrà l'autonomia e sul programma di governo. Tanti punti dice ma poche risorse. Un gondoliere veneziano di 30 anni denunciato dalla polizia per aver causato un incidente nautico e aver abbandonato il nattante danneggiato nell'isola di Sant'Erasmo, ferite 2 giovani turiste canadesi. Bimbo morto a 3 anni nel Bellunese, la procura di Belluno ha disposto l'acquisizione di tutta la documentazione sanitaria relativa agli accertamenti eseguiti sul piccolo, attesa per l'autopsia. Il Veneto ha recuperato i livelli occupazionali del 2008, prima della grande crisi, ma dati dell'Ufficio Statistico Regionale mostrano profondi cambiamenti, si alza l'età media, più donne e meno stranieri. Anno scolastico al via, problemi di mancanza di aule e carenza di docenti e su questo punto un istituto tecnico trevigiano ha trovato la soluzione d'emergenza, in cattedra salgono gli studenti neodiplomati. Il gonfalone con il leone marciano pronto a sventolare Cittadella nel fine settimana torna per la 13ª volta alla festa dei Veneti. L'autonomia della regione sarà il cuore centrale dell'evento con un convegno che concluderà la 2 giorni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In apertura si torna a parlare di autonomia con il governatore Zaia che risponde al neo ministro per gli affari regionali Boccia, che aveva parlato di autonomia non solo per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna ma per tutta Italia, invocando una pacificazione del paese. Il ministro dice delle ovvietà, ha detto Zaia, basta parole, adesso vogliamo i fatti. Sono 670 giorni dal referendum, sono passati 15 mesi col passato governo, abbiamo visto zero, il ministro Stefani ha fatto un lavoro strepitoso, ma poi alla fine il Consiglio dei Ministri non ha mai deliberato una proposta da presentare alle regioni. Il nuovo governo giallorosso è al lavoro da meno di 24 ore e il governatore del Veneto Luca Zaia torna alla carica sul tema autonomia, senza risparmiare però una frecciata al precedente esecutivo Lega 5 Stelle. Zaia risponde poi alle dichiarazioni rilasciate dal neo ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che ha parlato della volontà dell'esecutivo di pacificare il paese, sottolineando che non c'è nessuna guerra tra ricchi e poveri. Noi viviamo in un paese che ha bisogno di far sì che tutti si tengano per mano, le disuguaglianze dobbiamo colmarle e lo possiamo fare aiutandoci e consentendo alla Costituzione di essere rispettata. Dice delle ovvietà il ministro Boccia, perché se ci pensate tutto quello che dice è scritto in Costituzione. La Costituzione dice che una regione può chiedere fino a 23 materie, la Costituzione dice che il governo ha l'obbligo di rispondere e fare una sua proposta. Vediamo qual è la proposta, perché poi valuteremo la proposta e quindi sappiamo se ci prendono in giro oppure no. Il ministro Boccia ha parlato di un'autonomia non solo per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ma per tutte le regioni perché, ha aggiunto, nord e sud devono prendersi per mano. Ha poi espresso l'intenzione di incontrare al più presto tutti i governatori, a partire proprio da Zaia e Fontana. Di incontri ne facciamo quanti vuole, però noi vogliamo vedere i fatti, perché a tutt'oggi, dopo tutti questi mesi, dopo tutti questi anni, esiste la proposta scritta nero su bianco del Veneto, ma non esiste nulla da parte del governo. Il nord ha bisogno di un sud forte e il sud ha bisogno di un nord che si senta anche sud, ha concluso Boccia, che traccia il punto di partenza da cui far partire la trattativa. Penso che mai come in questo momento si debba ripartire da quel punto di contatto che era già stato trovato dal Presidente Conte e dal Presidente Bonaccini dell'Emilia Romagna. Di là si riparte. La Costituzione dice che il progetto è sartoriale, ogni regione fa il suo, punto. Poi io sono stanco di questi discorsi, scrivano nero su bianco cosa vogliono proporsi, poi gli italiani, i cittadini, i veneti valuteranno. E sulle possibilità dell'autonomia è intervenuto oggi anche il noto economista Carlo Cottarelli a Treviso per un convegno della FIM-CISL. Servirà un compromesso, dice Cottarelli, che poi ha commentato anche il programma di governo esprimendo le sue perplessità. Questa rimane una questione grossa, perché lì bisognerebbe trovare un qualche forma di compromesso. Ci sono due questioni che riguardano l'autonomia. Uno è l'autonomia nella gestione delle risorse. Noi siamo più bravi a gestire le risorse, datecele a noi e le gestiamo meglio. Questa è la logica che è stata applicata anche alla sanità. Le risorse vengono dal centro della sanità.
La cosa su cui è più difficile trovare un compromesso è quello di dire noi non vogliamo soltanto l'autonomia nella gestione di questi soldi, vogliamo che questi diventino nostri soldi da qui in avanti, per cui se poi noi cresciamo più degli altri questi soldi rimangono nostri, e questo rompe però quello che è stato l'approccio finora tenuto, per cui siamo in una nazione per cui le regioni che sono più ricche, siccome c'è una tassazione progressiva, pagano di più in termini pro capite di quello che pagano le regioni. Su questa seconda parte è molto più difficile da ottenere. Da quello che ho letto nel programma di governo si vuole sterilizzare l'IVA e poi fare tante altre cose, si vogliono mettere soldi per le famiglie, per i disabili, per la scuola, l'università, che sono tutte cose giuste da fare, cioè, il problema è come far stare insieme tutte queste cose. Mi sembra dal contratto che adesso si parli della riduzione del cuneo fiscale non come priorità per il 2020, però c'era anche la riduzione del cuneo fiscale. Allora, fare tutte queste cose insieme senza aumentare il deficit secondo me non è possibile. A questo punto credo che l'idea sia quella di finanziare alcune di queste cose in deficit, cioè aumentando ancora il deficit rispetto al livello di quest'anno, e lì però bisogna vedere quanto spazio c'è. Secondo me personalmente dal punto di vista economico non c'è molto spazio. La cronaca adesso si scontra con una bricola con la barca, gondoliere denunciato dalla polizia per aver abbandonato 2 turiste canadesi ferite in maniera grave e ora in ospedale. Brutta disavventura per 2 ragazze canadesi in visita a Venezia, ora ricoverate all'ospedale San Giovanni e Paolo, una in maniera grave, con sospetto trauma cranico per la quale è stata trasferita in sala rianimazione per un'emorragia interna e l'altra con una frattura al braccio. Le donne avevano conosciuto 3 gondolieri e uno di questi le aveva invitate a fare un giro in barca, solo che per l'alta velocità l'uomo ha perso il controllo dello scafo ed è andato a sbattere contro una briccola. Il giovane si era presentato al pronto soccorso riferendo di avere a bordo della propria barca 2 feriti vittime di un incidente navale, mentre lui si dava alla fuga. Le 2 canadesi di 30 e 21 anni in vacanza nella città lagunare, ai poliziotti intervenuti, hanno raccontato che il giorno prima avevano fatto amicizia con i 3 giovani e avevano deciso di trascorrere la serata assieme a loro. Le indagini subito avviate dal personale delle volanti e del commissariato di San Marco hanno identificato lo scafista che nel frattempo si era nuovamente ripresentato in ospedale in quanto, a seguito della forte botta con la barca, aveva riportato la rottura delle costole, una delle quali perforando il polmone. Il giovane in lacrime ha ammesso di fronte agli agenti le sue responsabilità, riferendo di aver lasciato l'imbarcazione presso l'isola di Sant'Erasmo. È stato quindi denunciato per lesioni colpose gravi. Lo scafo invece è stato recuperato e sequestrato per essere sottoposto ai rilievi della polizia scientifica. L'ultima tragedia risale al 30 giugno scorso, quando una ragazzina di 12 anni ha perso la vita mentre era a bordo di un semicabinato. Quel giorno era in compagnia del padre e alcuni amici. La barca si scontrò contro una briccola, la struttura nautica utilizzata per indicare le vie d'acqua nelle lagune di Venezia. La Procura di Belluno ha disposto l'acquisizione di tutta la documentazione sanitaria relativa agli accertamenti eseguiti sul piccolo Marco, il bimbo di 3 anni morto improvvisamente ieri in casa a Valle di Cadore. Da 1 anno il bimbo manifestava dolori addominali. Un percorso di visite dalla pediatra, un ricovero lo scorso dicembre per qualche giorno all'ospedale di Belluno e da ultimo un accesso al pronto soccorso di Bibione mentre era in vacanza quest'estate. La storia clinica del piccolo Marco, il bimbo di appena 3 anni morto improvvisamente ieri in casa a Valle di Cadore, viene scandagliata in queste ore dagli inquirenti. La Procura di Belluno ha chiesto l'acquisizione di tutta la documentazione sanitaria prodotta nel corso dell'ultimo anno per verificare quale o quali patologie siano state indagate. Non è ancora stata eseguita l'autopsia. Contrariamente a quanto abbiamo riferito nell'edizione di pranzo, l'incarico non è stato conferito, ma potrebbe esserlo nelle prossime ore per la conclusione delle valutazioni di carattere tecnico sulla base dei primi accertamenti eseguiti sul corpo del bambino. Al momento l'ipotesi più logica è che si sia trattato di una morte naturale e il fascicolo aperto dalla PM Tollardo in gergo a modello 45 contiene cioè gli atti che non costituiscono notizia di reato e quindi senza indagati.
Fin qui le precisazioni che attengono all'aspetto giudiziario, che dal punto di vista della cronaca asciutta sono necessarie per comprendere il delicato lavoro degli inquirenti, ma pure in procura è difficile nascondere l'emozione per una morte che viene definita ingiusta e inaccettabile. Lo strazio è indicibile a Valle di Cadore, dove la notizia ha raggelato il sangue a tutta la comunità. Questa è una tragedia che colpisce tutti, logicamente prima di tutto i familiari, ma sono quelle cose che ti sembrano sempre lontane, che forse speri sempre lontane e poi ti ritrovi troppo vicine. Io ogni tanto, qualche mattina magari mentre vado in comune mi fermo all'asilo, faccio visita così alle suore, i bambini li vedi, poi in un paese di 2000 anime chi più chi meno ci si conosce tutti, quindi conoscevo il bambino per averlo visto alcune volte, ma insomma soprattutto la famiglia, ecco, la mamma e i nonni. Ora l'attesa è per il nulla osta della magistratura allo svolgimento dei funerali. Credo che tutti gli abitanti di Valle, ma non solo, abbiano il desiderio insomma di portare, non credo una parola di conforto, credo che in queste parole basti proprio la presenza, il silenzio e se può servire una preghiera. Ieri sera vi abbiamo fatto ascoltare l'esasperazione di un risparmiatore di Veneto Banca che sta combattendo contro la burocrazia e le difficoltà del portale istituito per ottenere i rimborsi. Le associazioni consigliano di affidarsi a qualcuno di esperto per presentare le domande e di farlo in tempi rapidi. Prima forse si atteggiava un sorriso credendo di dover, anche se la corsa era lunga, arrivare a un fine, ma adesso proprio c'è la nebbia totale. Così ai nostri microfoni lo sconforto e la preoccupazione di Massimo Pasqualin, uno dei tanti risparmiatori coinvolti nel crack delle popolari venete, che dopo aver lottato per ottenere i rimborsi ora sta combattendo contro la burocrazia e il portale del fondo indennizi, sito creato ad hoc per facilitare l'iter ma che si sta rivelando un ostacolo difficile da superare. Chi voleva farla da solo, secondo noi deve stare molto attento, perché ci sono grossi problemi e grosse insidie anche per il primo binario. Dalle associazioni dunque un consiglio: di farsi assistere da associazioni che si sono organizzate per sopperire tutte le problematiche che purtroppo ce ne sono. Sappiamo che teoricamente le stanno risolvendo, quello dell'accesso, altre difficoltà. Purtroppo è difficile fare la domanda da soli, almeno per questo momento. Bisogna farla assolutamente velocemente, anche se noi abbiamo già fatto fare un'interpellanza parlamentare, perché siamo convinti che i 220.000 truffati non ce la faranno a predisporre la documentazione necessaria a fare l'inserimento entro febbraio. Il Veneto ha recuperato i livelli occupazionali del 2008, prima della grande crisi, ma in 10 anni che sono trascorsi hanno profondamente modificato le caratteristiche del mercato del lavoro. Numeri record per il Veneto nel mercato del lavoro, recuperati i livelli del 2008 secondo il report mensile dell'Ufficio Statistica Regionale sull'ultimo numero di statistiche flash. 10 anni, riporta il grafico, che hanno modificato profondamente le caratteristiche del mercato sul lavoro. Nel 2018 il tasso di occupazione in Veneto è stato del 66,6%, in crescita rispetto ai 2 anni precedenti e rispetto al 2008, quando toccava quota 66,4%. Recuperato anche il tasso di disoccupazione, sceso al 6,4%, anche se ancora distante dal minimo storico regionale del 3,4% prima della crisi. Sorpresa anche per quanto riguarda le donne che lavorano e da sempre in difficoltà nel trovare un posto e a farsi spazio in un'Italia dove quasi sempre sono gli uomini a fare carriera. Se nel 2008 si contavano in Veneto 71 lavoratrici donne ogni 100 uomini, nel 2018 se ne contano 77, una buona percentuale rispetto al periodo preso in considerazione. Sulla stessa linea anche l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan sulla maggiore partecipazione femminile, anche se si dovrebbe fare ancora di più, ammonisce. Dati in aumento per quanto concerne il mondo femminile, dovuti anche ai maggiori titoli di studio. Ma a fare la differenza sono ancora per le donne la maternità e la cura della famiglia.
la percentuale passa dal 92% delle single al 77% delle coppie senza figli fino al 65% delle madri. Cala di 2 punti invece percentuali la disoccupazione. Per gli uomini si passa dal 77% del 2008 al 75% del 2018, mentre aumenta quello delle donne, seppur di poco, dal 55,7% al 58,2%. Questione stranieri. È cambiato il trend occupazionale tra italiani e questi ultimi. Prima della crisi il tasso di occupazione degli stranieri era superiore a quello degli italiani, il 68,9% rispetto al 66,2%, gap che aumentava limitando l'analisi ai soli uomini. Anno scolastico ormai al via in Veneto, anche se non sono ancora del tutto risolti i problemi a partire dalla mancanza di aule e la carenza di docenti. Su quest'ultimo punto in un istituto tecnico trevigiano una soluzione la si è trovata l'anno scorso e si è pronti a ripeterla se fosse necessario anche quest'anno, portare in cattedra gli studenti neodiplomati. Studenti e nastri di partenza per il nuovo anno scolastico ormai in procinto di iniziare con i problemi di sempre e dirigenti scolastici alle prese con giochi di incastro per far fronte alle aule insufficienti soprattutto negli istituti superiori e alla carenza ormai cronica di docenti, problemi con i quali deve fare i conti anche l'ITIS Planck di Villorba proprio ad iniziare dal nodo cattedre. Parecchie cattedre da coprire, quello che mi impensierisce di più è per esempio la classe di di informatica, che per noi è una materia caratterizzante ed è una classe di concorso nella quale non ci sono più le graduatorie, nel senso che sono stati assunti tutti. Ma qui al Planck una possibile soluzione è già stata trovata e sperimentata con successo lo scorso anno. Quando avevamo delle ore residue abbiamo, una volta esaurita la lista di coloro che avevano dato disponibilità, siamo ricorsi a 2 ex alunni appena diplomati, pertanto quest'anno vediamo se arrivano bene, altrimenti avremo un serbatoio a cui attingere, insomma, che sono i nostri ex. Insomma, l'anno scolastico deve iniziare al meglio senza creare disagi agli studenti e l'obiettivo che all'ITIS si punta a raggiungere anche sul fronte aule non sufficienti ad accogliere tutti gli studenti, il cui numero quest'anno è in netto aumento con 3 prime in più rispetto allo scorso anno. Metteremo in piedi un'architettura oraria che è basata sulla rotazione tra classi e laboratori, proprio per sfruttare fino, mi verrebbe da dire, al minimo angolino della scuola, insomma. E così nell'emergenza spazi destinati ad altro vengono adibiti ad aule per le lezioni. C'erano delle stanze che utilizzavamo sostanzialmente per i colloqui, queste sono diventate delle aule di classi piccole. Ma c'è anche l'altro lato della medaglia ed è rappresentato dai finanziamenti ministeriali pari a 750.000 euro destinati all'ITIS Planck e che hanno permesso di aumentare e di innovare i laboratori territoriali. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta, parliamo dell'allarme droga a Vicenza. Per arginare il fenomeno il Comune dà il via al progetto degli operatori di strada. Avvicineranno tossicodipendenti e consumatori per offrire loro informazioni e aiuto. Non più solo contrasto, non più solo repressione. Il Comune di Vicenza punta ora anche al mondo dei consumatori di sostanze stupefacenti. In un mercato regolato da domanda ed offerta, dove l'offerta di sostanza stupefacente è aumentato, a Vicenza nel 2018 vi è stata la metà dei sequestri del Veneto, dove vi è un prepotente ritorno dell'eroina iniettata, dove già sempre più spesso circola la pericolosa eroina gialla, l'amministrazione ha deciso di mettere in campo a fianco alle forze dell'ordine degli operatori di strada. Sono 3 squadre, 3 equip, ciascuna di 2 operatori, in totale quindi saranno 6 operatori che per 70 ore alla settimana saranno sulle nostre strade, nei nostri quartieri. Sono al lavoro nell'area di Campomarzo, da Ponte Fura a Piazzetta Santi Apostoli, Giardini Salvi, da Viale Milano, Torino al quartiere San Giuseppe, compreso Parco Fornaci. Nella fase di mappatura c'è anche una fase di aggancio che può essere anche facilitata da operatori che magari già
sono presenti, faccio un esempio, al Parco Fornaci c'è il guardiano che conosce tutti i ragazzi e quindi lì abbiamo agganciato il guardiano in modo che magari in futuro nel futuro prossimo ci possa un po' presentare e agganciare a questi ragazzi. Due tipologie di tossicodipendenti, i cosiddetti cronici che vivono in condizioni di marginalità senza lavoro né dimore, e poi i giovanissimi che si avvicinano sperimentando le cosiddette droghe leggere fino all'età di 14 anni. L'obiettivo di questo progetto non è solo quello di andare a incontrare, a parlare con quelli che sono poi definiti tossicodipendenti cronici, ma andare anche e soprattutto ad agganciare tutta quella fascia di popolazione, soprattutto più giovane, che oggi si sta avvicinando al mondo della droga. Allarmanti i dati forniti dal SERD, 55 giovanissimi under 20 in carico al servizio dipendenze, oltre 2.000 i pazienti in trattamento e più della metà sono tossicodipendenti tra i 25 e i 29 anni, di questi 1.016 fa uso di eroina, 20 invece le persone in situazioni di grave marginalità che fanno uso di droghe. Ma come avvicinarli? Un'operazione che appare tutt'altro che semplice. Bisogna avere un po' di capacità di relazione, soprattutto con i ragazzi. Spesso andiamo con quelli che vengono definiti oggetti di mediazione, quindi si va per condividere magari l'anguria se è d'estate, magari si portano le patatine, della Coca-Cola eccetera, ci si presenta in maniera molto onesta, senza raccontare tante storie, e poi magari si comincia a parlare di ciò che a loro interessa. Sono circa 7.000 le donne che ogni anno rimangono incinte nella provincia di Padova. A loro è rivolto un progetto innovativo, unico in Italia, ideato dall'ULSS 6 padovana. Sentiamo di che si tratta. Ginecologi, pediatri, ostetriche e consigli su alimentazione e stili di vita durante la gravidanza e il postpartum. Tutto a portata di mano, basta un semplice clic per connettersi ed essere aggiornate sugli esami da fare ed indirizzate nella struttura di riferimento. La bussola virtuale per le mamme è stata pensata dall'USL 6 Ugane in un progetto unico in Italia. Il team di esperti padovani ha messo a punto un'app scaricabile sul cellulare che indica alle donne incinte e alle neomamme cosa fare e come comportarsi. Suena per esempio al 9° mese di gravidanza. In questo periodo attraverso l'applicazione ha prenotato gli esami con il servizio Lacchi ed è costantemente aggiornata sullo sviluppo del feto. Ti seguono dal principio e quindi dal percorso di accompagnamento alla nascita e ci sono i consigli utili per relativamente allo sviluppo del feto e quindi anche gli stili di vita da adottare e poi c'è un'importante sezione dedicata ai diritti relativi alla maternità. Maddalena invece 3 mesi fa è diventata mamma di Pietro. Grazie all'app dell'USL si sente seguita e rassicurata nelle fasi più delicate del puerperio. L'applicazione mi è stata molto utile per seguire un po' l'andamento di tutta la gravidanza e avere tutte le informazioni necessarie sia durante la gravidanza che poi per il post gravidanza e infatti tuttora la sto utilizzando perché c'è una sezione dedicata proprio al bambino e al puerperio. L'app è pensata come una coccola virtuale per le mamme che spesso si sentono sole nell'affrontare un percorso carico di emozioni ma anche di paure come la gravidanza. L'idea dell'USL 6 Ugania, che sta già ricevendo richieste da altre regioni, è nata per mettere in rete le strutture della provincia per unire specialisti e conoscenze ma soprattutto per intervenire nei casi di difficoltà come la depressione postpartum, ad oggi la principale causa di decessi che riguarda le donne che hanno partorito. Questa app esplora tra l'altro la dimensione psicologica a cui ci teniamo particolarmente perché è una dimensione che ci consente di individuare fattori di rischio per quella che è la depressione postpartum, che è una delle evenienze abbastanza frequenti dopo il parto. Grazie all'app, inoltre, le neomamme potranno valutare i servizi come un TripAdvisor della sanità con recensioni e consigli e poi porre domande e suggerimenti. Restiamo nel Padovano, in provincia, però andiamo a Cittadella, dove nel fine settimana torna per la 16ª volta la festa dei Veneti e l'autonomia della regione sarà il cuore centrale dell'evento. Autonomia per il Veneto, forte di un referendum votato da oltre 2 milioni di persone.
Sarà la 16ª edizione della Festa dei Veneti a ribadire nel momento clou della 2 giorni che si svolgerà a Cittadella nel fine settimana la richiesta che la Regione porta al nuovo governo. Apertura ufficiale sabato 7 settembre, cuore della festa il pomeriggio di domenica 8. Dopo l'alzabandiera marciana con il gonfalone con il Leone di San Marco a sventolare in piazza Piero Bon, un convegno dedicato all'autonomia. A dialogare Lorenzo Del Bocca, giornalista, il costituzionalista Daniele Trabucco e il direttore delle nostre reti Luigi Bacialli. Sull'autonomia troppo tempo è ormai trascorso, ribadirà con forza la piazza. Tutto il percorso è stato fatto nell'alveo costituzionale, è la stessa Costituzione italiana che ti permette di avere certe cose, ha già passato tutti i vari esami e non si capisce ancora perché non si possa iniziare a portare a casa qualcosa di concreto. Cioè, sembra che appunto gli ostacoli adesso a questo punto sono ideologici, non più diciamo legislativi. Noi non ci auguriamo, ma noi vogliamo che venga rispettata questa richiesta, questa espressione del popolo veneto. Il governatore Zaia è sul pezzo da 2 anni, continua ad insistere, purtroppo abbiamo avuto sempre degli stop. Ecco, non possono più essere accettati blocchi a questa autonomia. Un Veneto accogliente e laborioso, la cui storia merita di essere conosciuta, raccontano gli organizzatori della festa. La nostra cultura non è stata valorizzata come si deve, non è stata portata nelle scuole, non è stata fatta conoscere a tutto il popolo veneto, ma semplicemente agli appassionati come noi e come tanti altri, però c'è bisogno di farla conoscere. Durante la 2 giorni sarà possibile firmare per il riconoscimento della lingua veneta, ma accanto a riflessioni e battaglie ci sarà il divertimento, con banchetti, stand gastronomici e spettacolo, con un momento d'eccezione, la sfilata dell'influencer Mina Pirella, con l'abito omaggio alla bandiera veneta indossato al Lido durante la mostra del cinema. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Tempo ancora instabile sul nostro territorio, a dire il vero tutto il weekend sarà caratterizzato dalla pioggia, ma vediamo intanto il dettaglio di sabato 7 settembre. Sul Veneto condizioni variabili, sin dal mattino avremo qualche temporale a carattere sparso alternato a pause maggiormente asciutte. Coinvolte dalla perturbazione saranno un po' tutte le province della nostra regione. Temperature ancora in calo, minime tra i 13 e i 18 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche schiarita in più al mattino, col passare delle ore però tenderà a peggiorare con temporali via via più diffusi. Temperature invariate, minime tra i 16 e i 20 gradi, massime comprese tra i 23 e i 24 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà pressoché simile, il tempo sarà spiccatamente instabile con rovesci localmente anche forti. Temperature minime sui 14 gradi, massime tra i 24 e i 25 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia della nostra emittente, arrivederci.